Stanotte vi porterete a letto il vostro fucile e darete al vostro fucile un nome di ragazza, perché sarà quello l'unico buco che voi altri rimedierete qui dentro. I bei tempi dei ditalini alle vostre meri genti carotta con le loro belle mutandine rosa sono finiti. Siete sposati al fucile, quel coso fatto di legno e di ferro, e rimarrete fedeli soltanto a lui. Questa giornata ci vede tutti insieme per condividere un progetto di cambiamento che parte da un'idea di una coalizione che vede in campo Bersani, che vede in campo Vendola, che vede in campo il Partito Socialista, che vede in campo l'API. Un'Italia giusta, un'Italia fondata sulla giustizia sociale, sulla moralità, sul lavoro. Da Gela parte un'idea di cambiamento fin da quando dalle regionali abbiamo iniziato una politica della rivoluzione della dignità con Rosario Crocetta, presidente della regione. È il segno che questo partito in questa città, in questo territorio governa ormai da un paio di decenni, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Questo territorio, con la prova di buon governo, ha qualche mese fa promosso, grazie al contributo fondamentale, il Presidente della Regione, l'onorevole Rosario Crocetta. Siamo alle battute finali, praticamente l'ultima settimana, a prescindere dalle favole raccontate dal Presidente Berlusconi. Pare che la rimonta non ci sia, perché evidentemente gli italiani hanno capito qual è la proposta del buon governo. La proposta del buon governo è quella del centro-sinistra, con Bersani autorevole candidato alla Presidenza del Consiglio, e assieme alla lista del megafono promossa dal Presidente della Regione noi dobbiamo fare questo ulteriore sforzo affinché il centro-sinistra Italia Bene Comune abbia la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Abbiamo le condizioni per farlo, e non a caso oggi il Partito Nazionale viene a Gela, perché questo è il partito che ha dimostrato in questi 20 anni di essere partito di governo e partito che ha radicamento sociale. Allora, qual è la funzione della candidatura dell'onorevole Speziale? Un uomo che ha una storia riconoscibilissima, è la sinistra di questa città, è il Presidente della Commissione regionale parlamentare uscente. La storia di quest'uomo, che ha poi contribuito al governo di questi decenni in questa città e alla regione, può contribuire a dare davvero una rappresentanza al futuro governo del nostro paese. Beh, io credo che il Partito Democratico vincerà queste elezioni, ma non le vincerà perché è bello, perché ha questo bell'aspetto, ma le vincerà perché ha una proposta veramente politica per la nostra nazione. Si parlava di questo gap tra nord e sud, cioè è chiaro che c'è stata una scelta, ma che non è nata negli ultimi anni, è nata negli ultimi 150 anni, perché quando si è fatta l'Italia, chiaramente si è fatta già fin dall'inizio una scelta di andare a privilegiare quella che è l'economia al nord, mentre il sud è rimasto in un degrado che chiaramente ancora ci portiamo dietro. Bersani fa delle proposte importanti, non parla solo di IMU. Qua abbiamo grossi problemi, soprattutto al meridione d'Italia, abbiamo un sud nel sud, soprattutto nel nostro territorio. Abbiamo una piccola e media impresa che ha perso negli ultimi anni 500.000 posti di lavoro, 500.000 imprese hanno chiuso i battenti. Ebbene, noi siamo per le proposte serie, importanti, quelle bene, quelle reali. Cominciare a mettere veramente un tassello importante per costruire un percorso di crescita
crescita della piccola e media impresa, di crescita per questo territorio, cominciare a sviluppare dei finanziamenti anche privilegiati, soprattutto per dare lavoro e occupazione ai tanti giovani, alle tante donne che ormai sono stanche di cercarlo un posto di lavoro nel nostro territorio. Sviluppare la green economy, l'agricoltura, portare a livello europeo quello che è il messaggio italiano. Io vi ricordo che noi siamo il secondo paese manifatturiero a livello europeo. A Gela chiaramente c'è un partito sano, c'è un partito forte. Abbiamo portato avanti e porteremo avanti un percorso politico che porterà alla crescita del nostro territorio. Nella sanità si rischia di avere una sanità per ricchi e una sanità per poveri. Non lo vogliamo. Il Partito Democratico vuole una sanità che sia uguale per tutti. Dobbiamo finirla di andare fuori a curarci. Dunque io credo che votare oggi il Partito Democratico sia veramente un dovere da parte di tutti, perché è l'unica proposta politica che l'Italia, che la nostra nazione può portare in Europa, e soprattutto possiamo dire veramente di essere orgogliosi di essere italiani e non solo siciliani, italiani. Grazie. Beh, io oggi sono qui soprattutto perché qualche mese fa decidemmo insieme all'amico Giuseppe Licata di costituire a Gela il comitato Pro Renzi. Adesso siamo al fianco dell'onorevole Lillo Speziale perché è il nostro rappresentante in questo territorio, e penso che nessuno meglio di Lillo possa rappresentare le istanze di Gela anche in Parlamento. E anche grazie alla sinergia che si potrà creare tra Lillo Speziale, l'onorevole Arancio, il sindaco Angelo Fasulo e il nostro presidente Saro Crocetta, Gela potrà avere quella stagione di riforme che cerca da tanto tempo. Io vorrei porre l'accento soprattutto su un dato. Il turismo in Sicilia è solo il 3% del PIL regionale. L'isola di Palma di Maiorca in Spagna riesce a movimentare ogni anno come traffico di passeggeri 22 milioni di persone. Noi con i 3 aeroporti siciliani, Trapani, Palermo e Catania, riusciamo a movimentare solamente 10 milioni di persone. E i nostri 10 milioni di persone non rappresentano turismo, siamo noi che saliamo e scendiamo dal nord in cerca di lavoro e che ci rapportiamo con il nord. Non abbiamo turisti. Bisogna intervenire subito, riprendendo le opere pubbliche, riprendendo anche, io penso, l'idea dell'aeroporto di Gela nel caso in cui Comiso dovesse avere dei problemi. Adesso, grazie alla sinergia che creerà il Presidente del Consiglio, il prossimo Presidente del Consiglio Bersani, insieme al nostro Presidente Rosario Crocetta, dobbiamo veramente voltare pagina. Volteremo pagina anche insieme al Lillo Speziale. Grazie. Buongiorno a tutti, in questi pochi giorni che ci rimangono o abbiamo chiara l'idea della partita che si sta giocando o rischieremo di fare qualche errore che potrebbe essere anche storico. Sono qua io a rappresentare il Partito Socialista che vota Partito Democratico, vota PD senza se e senza ma, in maniera convinta. Io sono terrorizzato dall'idea che ancora una volta le dinamiche economiche o i flussi finanziari possano avere il nord come punto di riferimento e il meridione come soggetto di circostanza. Ragazzi, non è così certo che si vince come qualcuno pensa. Siamo avanti, abbiamo più credibilità degli altri, i sondaggi ci aiutano, ma bisogna andare nell'ultima settimana porta a porta. C'è ancora gente che non ha la possibilità di una convinzione politica. Per spiegare a qualcuno che votare centro-sinistra dà dignità anche a farlo, ho sudato camicie. C'è gente che è ancora in una logica trasversale o è indecisa e quindi non andare a votare, o ha anche delle idee strane, strambalate, lo dico con sincerità. L'unica proposta politica seria e concreta, con tutti i limiti che ognuno di noi può attribuire, rimane quello di un centro-sinistra. E questa volta la classe dirigente ha smesso di litigare nei rapporti anche tra partiti. E allora, per chiudere, io sono fiero di dire che sono socialista. Voterò PD in maniera convinta. Noi abbiamo grossi limiti, ma questi limiti ci portano a pensare che siamo una vera classe dirigente e a reagire per poter creare una condizione diversa e migliore di quella rispetto ad oggi. Grazie ancora. Intanto volevo salutare tutti gli amici del PD. Siamo l'unico partito
dove ancora ci sono le assemblee, dove ancora si parla dei problemi e dei problemi quelli poi reali. In questi giorni di campagna elettorale credo che il Partito Democratico sta dimostrando nuovamente grande responsabilità e credo che in un ragionamento generale, nel riconoscimento dei ruoli e nel riconoscimento anche dell'attività, della coerenza, questo partito si è sempre distinto nella coerenza e nel perseguire poi i progetti e le attività e perciò credo che abbiamo bisogno di essere indirizzati nella via giusta ed essere indirizzati nel poter andare ad affrontare i problemi che poi ogni mattina la gente poi ne ha le conseguenze, perciò cominciare a parlare dei problemi reali, cominciare a parlare dei problemi che la gente tocca giornalmente su questo ragionamento, perciò credo che l'impegno del partito è massimo, dei dirigenti del nostro partito deve essere massimo sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la campagna elettorale credo che i temi e gli indirizzi che il prossimo governo deve dare non possono essere che quello di dare un nuovo impulso nel lavoro, nelle nuove economie, di avere gente che possa indirizzarci verso la globalizzazione, che oggi è una cosa reale. Vi ringrazio per la parola e per la partecipazione. Io credo che rispetto alla necessità di sviluppare argomenti, l'unico impegno che ci resta è quello di convincere. Siamo frastornati dai media, dobbiamo convincere i frastornati dai media, dobbiamo convincere gli indecisi e dobbiamo convincere gli incazzati. E hanno ragione in Italia, soprattutto nel meridione, di essere incazzati. Il problema essenziale è questa incazzatina a che pro se non individuiamo la possibilità di superare il degrado in cui ci hanno portato. Quindi il problema principale in questa settimana è quello di convincerci e convincere gli altri, perché il voto, al di là dell'autorità o no di ognuno di noi, questa volta in una fase storica tragica, in una transizione forse che sottovalutiamo, il voto al PD, l'unico partito che si è dimostrato compostezza, serietà e di garanzia anche all'interno dell'Europa, è il Partito Democratico. Non si tratta di voto utile o inutile, è un voto necessario, dove solidarietà, lavoro, coesistenza pacifica, sviluppo e ricerca siano le fondamenta su cui costruire una vera Europa. Lillo ha mandato a fare il culo mafioso, potentati, è stato punto di riferimento per il partito non solo a Gela ma in Sicilia e a livello nazionale. Noi abbiamo la possibilità di averlo e lo dobbiamo avere a Roma, perché sul Lillo Speziale credo che si possa chiudere quella sinergia che determinerebbe una grande svolta per la Sicilia e per Gela. Totò, mi hai commosso, Totò. Io sono orgoglioso di fare parte di un partito, appartenere al Partito Democratico, che è un partito nazionale, un partito veramente nazionale, un partito che ha una connotazione importante, che si specchia nell'Italia intera. Oggi ormai manca poco, 8 giorni, 9 giorni, ognuno di noi si deve trasformare in 100 persone, nel senso che deve andare non solo nelle proprie famiglie, fra gli amici, a convincere di andare a votare per il Partito Democratico. Dobbiamo convincere la gente che il punto di riferimento in Italia in questo momento, e non ce ne sono altri, credetemi, non ce ne sono altri, è Bersani con la sua coalizione. C'è molta confusione in questo momento in televisione, quindi voglio dire un impegno amministrativo forte che ci deve vedere tutti dinamici a rimboccarci le maniche per
aiutare questo territorio insieme al PD, insieme a Lillo Speziale e insieme al nostro presidente della regione siciliana Saro Crocetta. In bocca al lupo Lillo, e votiamo tutti insieme con i nostri familiari, i nostri amici il PD per vincere ed evitare che Berlusconi ritorni a distruggere l'Italia. Grazie, grazie a tutti. Compagne, compagni, amici e amiche, oggi l'unica coalizione che ha un progetto politico per un'Italia giusta è la coalizione rappresentata dal nostro candidato Premier Pierluigi Bersani. Un'Italia sul lavoro e un'Italia basata sulla moralità. In questi 8 giorni ci dobbiamo mobilitare tutti affinché si convinca la gente ad andare a votare per il Partito Democratico. Il Partito Democratico non ha emblemi personali, ampio, democratico, basato sulla partecipazione, basato anche sull'innovazione come ha fatto. Ebbene, su questo principio oggi dobbiamo dare un impulso, un risvolto reale. Oggi c'è bisogno di persone serie, oggi le persone serie appartengono in questa coalizione. In questi giorni mettiamocela tutta, sbracciamoci le maniche, andiamo casa per casa, andiamo a convincere la gente che non vuole andare a votare e dare un voto giusto per un'Italia giusta, un voto al Partito Democratico. Grazie. Buongiorno, un saluto a tutti voi. Quest'ultima settimana di campagna elettorale è per noi una settimana cruciale, un momento importante, un momento decisivo per il nostro territorio. Viviamo una campagna elettorale a 2 velocità, o forse è meglio dire 2 campagne elettorali. Una che è quella della Lega, del PDL, campagna elettorale che mira a tutelare degli interessi, un interesse di casta più che di classe. Dall'altra parte c'è il centro-sinistra, c'è il Partito Democratico, c'è Bersani. È vero, è credibile, è serio. Lo è come serio il Partito Democratico, come seria la coalizione. La battaglia più importante dobbiamo combatterla contro i delusi, gli indifferenti, contro il voto di protesta, quello che raggiunge anche il 40% nei sondaggi. E oggi, alle porte di una nuova Tangentopoli, il tentativo di lasciarsi andare a un voto di protesta può essere ancora più importante. E allora questa settimana, permettetemi di dire, non serve per mettere le pantofole, guardare la televisione, seguire i talk show. La settimana serve per vincere le elezioni e salvare l'Italia, salvare la Sicilia. Serve per andare a parlare con questi indecisi e spiegare qual è la posta in gioco. E questa è la grande differenza, è questo quello che serve oggi. Dobbiamo vincere le elezioni e le dobbiamo vincere in questa settimana. Lo possiamo fare sfruttando anche una grande arma in più, che è quella del nostro Presidente della Regione, Rosario Crocetta. Per questo votiamo per Bersani, votiamo per il Partito Democratico. Siamo arrivati su 2 questioni che ritengo importantissime, la moralità e il lavoro. E io da 4 mesi sono deputato regionale, ricevo ogni giorno tante persone a farmi domande a cui è difficile dare una risposta. Abbiamo bisogno di persone credibili. Lillo Speziale per noi è stato sempre un punto di riferimento, un faro, ma non soltanto per la nostra città, ma per tutta la provincia. Noi dobbiamo impegnarci nell'ultima settimana per convincere gli indecisi, e Bersani rappresenta sicuramente una persona che si può impegnare per risollevare le sorti della nostra Sicilia e della nostra Italia, e poi è una persona che ha una credibilità in Europa. Muoviamoci, andiamo porta per porta, ci giochiamo il nostro destino per dei prossimi 5 anni e abbiamo necessità che non siano saltimbanchi a governare, ma che siano persone serie come Bersani. Grazie. Scusate, intanto grazie a tutti voi per la straordinaria partecipazione sabato mattina, e questo lo si deve alla credibilità non di una persona, ma alla credibilità di una storia. Noi possiamo aver commesso tanti errori, siamo un gruppo dirigente, abbiamo governato la città,
Però vado orgoglioso io personalmente di una questione che viene risollevata oggi, che appunto va sotto il nome della questione morale. Il Partito Democratico di Gela, sempre al di sopra di ogni sospetto, fatto da persone per bene, che sono sacrificate, persone oneste, e nessuno è stato neanche sfiorato da un'indagine, malgrado una città difficile, come sappiamo. Anzi, la seconda questione di cui dobbiamo andare orgogliosi è la qualità della classe dirigente. Abbiamo sempre saputo avere il senso del limite, e questo senso del limite ci ha portato nei momenti straordinari di contrasto e lotta politica ad avere una profonda unità. Senza quella unità, che ci ha fatto superare gli steccati personali e che ha anteposto gli interessi generali, l'interesse del partito e l'interesse generale rispetto a calcoli personali, a meschini calcoli personali, noi non avremmo oggi dato alla Sicilia il presidente della regione, che non è un orgoglio legato a una persona. Rosario è figlio della nostra terra e delle contraddizioni della nostra terra. Sento dire oggi la politica si fa tra le persone, si va nei quartieri, si va... L'abbiamo sempre fatto così, non è una novità. E quindi a saper alimentare una speranza e permettere attraverso l'impegno di ciascuno di voi nei prossimi giorni che Gela possa dare al Partito Democratico essere ancora una volta il primo partito della città e contribuire al successo del partito al Senato e alla Camera in Sicilia e nel resto del paese. C'è la destra e c'è anche un altro fenomeno, che è il fenomeno della protesta, che soprattutto nelle fasce giovanili si sta orientando verso Grillo. Ieri mattina ho incontrato alcuni di questi ragazzi, i quali dicono: noi dobbiamo protestare, e dopo, e se per caso dovesse, anziché la protesta, dovesse tradursi poi una possibilità di vittoria, cosa succede? I ragazzi sono rimasti un po' perplessi e gli ho raccontato una cosa che circolava nel dopoguerra in Sicilia, che è di due compari che volevano che la Sicilia diventasse la 51esima stella americana. Questi erano angustiati, non sapevano come fare, ogni giorno parlavano: compari, non possiamo stare con l'Italia, dobbiamo andare con l'America, come dobbiamo fare? Una di quelle mattine uno dei compari disse: compare, ho avuto l'idea. Ma che pensate? Ci facemmo guerra all'America, perdemmo, e così non andammo alla 51esima stella americana. C'è una bella idea, e se vincemmo? Il voto di protesta è un voto che ha un limite, oltre il quale poi c'è un rischio che riguarda il paese, e quindi lo dico in modo paradosso, raccontando una specie di barzelletta, per far capire qual è l'idea che noi dobbiamo in questi giorni alimentare. E alimentare un'idea che la possibilità di riscatto e dell'unità del paese passa attraverso il successo del centro-sinistra. Noi, prima ancora che rivolgerci al nostro elettorato, dobbiamo fare una riflessione a chi in questo momento, e ce ne sono tanti, vogliono votare per il PDL e per Berlusconi. Dobbiamo farli riflettere e richiamare il loro voto, la responsabilità del loro voto, richiamarla al fatto che soltanto un voto a un partito che ha una coesione nazionale, una dimensione nazionale, un radicamento territoriale, può essere un voto che può far uscire tutta l'Italia dalla crisi. E noi stiamo correndo un rischio, che la campagna elettorale si svolga esclusivamente in televisione. C'è una settimana al voto, c'è una fascia di indecisi. La presenza televisiva vale, ma guardate, vale molto di più la parola di buonsenso. E allora noi dobbiamo assolutamente fare in modo di interloquire con migliaia e migliaia di persone, nel modo più tradizionale possibile, che è quello di parlare con i cittadini, di parlare nei luoghi di lavoro, di utilizzare ogni contatto e ogni possibilità, perché davvero il 24 e il 25 febbraio dalla Sicilia possa venire un voto di riscossa. Lo abbiamo già fatto alle elezioni regionali, e lo abbiamo fatto, e consentitemi di dirlo, io sono stato tra quelli, qui c'è Davide, che quando c'è stato un momento, lo dico con chiarezza, di assoluta titubanza
nel partito regionale, che lo vedevo confuso nelle scelte. Dopo la batosta elettorale presa a Palermo, io dissi in direzione regionale: il candidato a presidente della regione è Rosario Crocetta, malgrado sapessi che c'era qualche titubanza. Eppure, di fronte a una scelta netta che abbiamo fatto e sostenuto, alla fine anche in Sicilia abbiamo vinto. Cose da pazzi, ha detto Pierluigi Bersani. Abbiamo vinto anche in Sicilia. Pierluigi potrà impazzire ancora il 24 e il 25 febbraio. Dalla Sicilia avrà un risultato straordinario, e avrà il risultato straordinario dalla nostra città. Buon lavoro a voi, buon lavoro a voi. Lavorate in questi giorni, chiamate tutti, non risparmiate, né me, né il sindaco, né il capogruppo, non risparmiateci, lavorate in tutti i luoghi, ovunque c'è la possibilità di avere un contatto, di parlare con delle persone, dalle parrocchie alle chiese evangeliche, ai luoghi di lavoro, tra i disoccupati. Chiamateci, chiamate il gruppo dirigente a un impegno collettivo, perché noi da Gela dobbiamo contribuire, come abbiamo fatto con Rosario Crocetta, dobbiamo contribuire alla vittoria di Pierluigi Bersani, perché la vittoria di Pierluigi Bersani è la vittoria nostra e della Sicilia. Buon lavoro a tutti voi. Passo la parola a Davide Zoggia, responsabile nazionale degli enti locali e amico mio personale. Vi saluto, vi ringrazio e Lillo ha già dato la carica, mi pare giusta, per questa ultima settimana. Io aggiungo solo alcune considerazioni molto veloci di cosa dovremmo dire in questa ultima settimana ai siciliani. Berlusconi ha governato 3 volte questo paese, dal 94 al 95, dal 2001 al 2006, dal 2008 al 2011, sempre con la stessa alleanza, con la Lega e con movimenti pseudo, diciamo, autonomisti, di cui anche questa regione ha dato qualche nome. I dati sono sotto gli occhi di tutti. Da quando hanno governato loro è peggiorato tutto, è peggiorato l'indebitamento del paese, siamo oltre 2.000 miliardi, è peggiorata la pressione fiscale, è peggiorata, mi rivolgo al sindaco, la situazione degli enti locali. Non ne parliamo oggi perché non c'è tempo, ma sarebbe bene sviscerare le politiche neocentralistiche della Lega, in modo particolare del PDL. Quindi, avendoli già sperimentati 3 volte, direi che non è il caso di sperimentarli per la 4ª volta. L'altro punto che toccava Lillo e su cui sono assolutamente d'accordo è la vicenda di Grillo. Guardate, Grillo rappresenta delle istanze che molti italiani hanno, però la risposta che Grillo vuole dare è una risposta non adeguata, perché è una risposta che tende a non risolvere i problemi, a ingigantirli, a creare ulteriore stato di confusione, ma non c'è una risposta vera. E quindi qui in questa regione, dove i dati ci dicono, assieme alla mia regione tra l'altro, il Veneto e la Sicilia sono le 2 regioni dove Grillo rischia di avere, diciamo, il consenso più grande, perché ovviamente sono mancati nel corso degli anni dei punti di riferimento. Parlo del Veneto, il Veneto che si era affidato alla Democrazia Cristiana molti anni fa, il Veneto che si era affidato alla Lega e il Veneto che adesso non ha punti di riferimento. In Sicilia non è così. Dovete dire che è vero che c'è stato un periodo in cui non c'erano punti di riferimento rispetto ai partiti tradizionali, in cui è fallito l'autonomismo di Lombardo, di Cuffaro, eccetera eccetera, ma adesso in Sicilia i punti di riferimento ci sono e il nome principale di questo punto di riferimento è Rosario Crocetta. Questo, insomma, mi fa maturare anche un'altra convinzione, che bisogna sempre fidarsi di chi sta nel territorio, cioè chi sta nel territorio conosce molto meglio a volte rispetto a chi sta al centro. Quindi, insomma, la battaglia qui diventa fondamentale per la Camera, diventa fondamentale per il Senato. Io sono convinto che ci siano i numeri e la forza per vincere. Ovviamente in questa ultima settimana dobbiamo spingere, come è stato detto, molto. E guardate, non diamo per scontato che le famiglie tradizionali, quelle che hanno sempre votato a sinistra, continuino a votare a sinistra. Noi dobbiamo andare dappertutto, perché
nel frattempo sono nati dei figli, i figli possono avere, diciamo, delle idee diverse, e io sono dell'opinione che noi dobbiamo parlare questo linguaggio, che è il linguaggio della verità. Quindi c'è bisogno di un governo che usi maggiore giustizia sociale, maggiore equità sociale, e solo Bersani, credo, in questo momento può dare questa risposta. Dopodiché io, insomma, lo dico non perché mi ha invitato, non perché gli sono amico, non perché l'ho conosciuto in questi mesi, insomma, ma davvero lo spirito con cui noi dobbiamo condurre il partito e condurre il rapporto con i cittadini è lo spirito che è impersonificato da Speziale. Lo dico perché anche con lui, insomma, come con Crocetta, credo che sia un altro punto di merito di tutti noi. Siamo abituati a dirci le cose come sono, insomma, non ci sono finti accordi, finte discussioni, le discussioni sono sempre vere. E io, insomma, ho apprezzato la scelta che lui ha fatto di mettersi candidato in una posizione che non è, diciamo, certa al 100%, ma che fa un onore grandissimo a un uomo che ha deciso di partecipare comunque alla competizione elettorale, cercando di convincere il maggior numero di persone possibile a votare il Partito Democratico, a votare Italia Bene Comune. Quindi siamo noi, siete voi, siamo tutti noi che possiamo davvero cambiare questo paese. Io conto moltissimo sul lavoro di questa ultima settimana, conto moltissimo perché in Sicilia, come dicevo, noi abbiamo anche un altro problema, che è quello di confermare dopo la vittoria delle regionali un altro buon risultato per il centro-sinistra. Non sarebbe compreso fino in fondo, diciamo, un risultato pur partendo dal 61-0, cioè voglio dire, non è che ce lo dimentichiamo a questo, però è chiaro che per dare forza al governo regionale, per dare forza a Crocetta, per dare forza al Partito Democratico, noi dobbiamo continuare su una linea di vittoria, su una linea di sviluppo, per cui diamoci da fare anche per questo, perché i problemi che dovremo affrontare nei prossimi mesi in queste regioni sono davvero problemi grandissimi e hanno bisogno di una grandissima forza. Un'Italia migliore, una Sicilia migliore, ce la faremo. Noi vogliamo che davvero ci sia il merito davanti a tutti e vogliamo soprattutto che questa regione diventi ad essere la regione, diciamo, principale, come dice sempre Crocetta, la vera porta sul Mediterraneo, e sia una regione agganciata all'Europa e non isolata come invece il centrodestra in tutti questi anni ha fatto. Per cui rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo per un'Italia più giusta, mancano pochissimi giorni, sono convinto che tutti insieme possiamo farci. Buon lavoro.